È alla firma il progetto del laboratorio di La Loggia, uno dei 3 nuovi con Biella e Novara. Entro 2 mesi si potrà fare 1000 tamponi al giorno. È iniziato il dibattito del Consiglio regionale sul riparti Piemonte. La risposta economica alla crisi del coronavirus sarà una maratona fino a mercoledì 10 ore al giorno. Riprende la trattativa in regione sul premio per il rischio Covid al personale sanitario, 1000 euro lordi per tutti, favorevoli gli infermieri, distinguo dai medici. Un altro passo avanti verso la normalità: da oggi possono riaprire le palestre e i centri sportivi con distanze e sanificazioni, meno clienti e più costi per i gestori. Con le frontiere chiuse per il Covid non sono arrivati i tosatori dalla Francia e così le pecore della provincia di Cuneo hanno ancora un fitto manto di lana. Per gli allevatori è un problema. Buon pomeriggio. Dunque ancora emergenza coronavirus in primo piano nel nostro telegiornale. In questa fase 2 sarà sempre più importante la diagnosi precoce e quindi i tamponi. La Regione Piemonte si sta attrezzando con 3 nuovi laboratori, uno di questi, il principale, sarà alla Loggia. E come sarà noi lo chiediamo a Chiara Pottini, che questa mattina lo ha visitato per noi in diretta. Allora, a te Chiara. Sì, è così.